in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, una Sardegna che si guarda attorno, che prova a guardare oltre quelle che sono le criticità dovute alle guerre, dovute allo stretto di Hormuz che apre e chiude, al balzello dei dazi. Una Sardegna formata da imprenditori, operatori finanziari, banche, istituti di credito, ma soprattutto piccole, medie e grandi aziende che vogliono capire in che modo rispondere alle criticità del settore. Abbiamo sentito diversi pareri, questi lavori ospitati da Garanzia Etica di Enrico Gaia hanno avuto come principale partner il colosso finanziario Unicredit. Sì, allora noi come Unicredit cerchiamo di fare con questo evento ed altri eventi che facciamo sui nostri territori, nello specifico la Region Centro è responsabile dell'Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna, cerchiamo di fare cultura finanziaria con i nostri clienti. Oggigiorno le imprese si trovano ad affrontare diverse sfide, le sfide che sono accentuate da quello che è il contesto macroeconomico che ogni giorno ci troviamo a vivere. Ci sono i temi dell'aumento dei costi energetici, l'aumento di quello che è la pressione di concorrenza sul mercato dovute ovviamente alla sfida della concorrenza e alla competitività, e nello specifico poi sull'isola ci sono delle tematiche specifiche quali ad esempio quelle relative ai costi per i noli che vanno ad impattare sulla logistica e quindi maggiormente sulla competitività dell'impresa. Questa mattina cerchiamo di fare un po' un approfondimento su questi temi e chiaramente noi dal nostro punto di vista mettiamo a fattor comune le nostre conoscenze e chiaramente ci poniamo come un interlocutore, no, che dialoga con le imprese, che cerca di capire insieme a loro come superare queste tematiche e quali possono essere gli strumenti per andare incontro alle imprese stesse. 40 anni che lavoro e 40 anni ci propongono sempre altri problemi, ogni volta ce n'è uno nuovo, siamo abituati a combattere, a resistere e a resistere con tutti questi. È vero, siamo veramente in un momento molto molto importante, i cambiamenti sono veloci, sono veramente, come posso dire, che ci toccano molto da vicino, specialmente noi che siamo nelle isole, e per cui l'insularità è veramente un handicap, perché non possiamo viaggiare come ci pare, non possiamo prendere la macchina e andare ogni volta che ci interessa, paghiamo molto di più la benzina, abbiamo tanti handicap che andrebbero governati da chi di dovere ovviamente. Avendo una rete distributiva, quindi siamo capillarizzati in 14 punti vendita, quindi copriamo veramente tutti gli spazi della Sardegna. I costi della logistica sono quelli che ovviamente impattano di più. Diciamo che ogni guerra che il mondo affronta in realtà riesce a insidiarsi anche a livello locale,
quindi nel momento in cui c'è una guerra in qualsiasi parte del mondo, questa poi si ripercuote sui costi logistici e ovviamente poi l'industria va man mano poi ad applicarla anche a livello locale. E voi come rispondete? Qual è nel vostro comparto il tipo di risposta per mantenere i prezzi, quindi il prodotto per il consumatore competitivo? Qual è la risposta? Allora, innanzitutto una collaborazione con l'industria, questo lo dobbiamo dire, un'attenta pianificazione per quanto riguarda l'approvvigionamento, quindi le tempistiche di approdo della merce nei nostri magazzini, e anche un discorso a livello di gestione finanziaria, quindi è vero che la merce deve arrivare nei nostri magazzini, ma dobbiamo fare un'attenta pianificazione per appunto evitare e fronteggiare più che altro i ritardi della fornitura dei beni, che purtroppo avviene spesso perché siamo circondati dal mare. Il fatto che l'industria qua in Sardegna è chiaramente difficile che possa avere uno sviluppo, perché il mercato è abbastanza scarso, quindi i prodotti devono avere un alto valore aggiunto per poter permettere di attraversare il mare. Quindi un problema di competitività all'inizio. Competitività significa anche il discorso dei trasporti, chiaramente il trasporto delle merci, penalizzato dai grossi costi del carburante in questo momento, penalizza ulteriormente i prodotti sardi, per cui a parte quelle che possono essere le merci tipo merci derivanti dalla raffineria, che logicamente è indipendente dall'ubicazione che hanno, tutti gli altri prodotti chiaramente trovano difficilmente sviluppo nella penisola. Dottor Gaia, un momento economico come i tanti che presenta diverse criticità, ad esempio quelle legate al costo delle materie prime, di quelle energetiche, il stretto di Hormuz che si apre e si chiude, le tensioni internazionali. Quanto questo insieme di elementi condizionano l'economia imprenditoriale della Sardegna? Condizionano in maniera importante, perché già in un territorio dove l'export era ridotto, se togliamo il petrolifero e il chimico, l'export era molto ridotto, queste nuove barriere stanno creando ancora più difficoltà. Quindi soprattutto il problema del costo del trasporto merci, l'ipotesi sempre dei dazi che creano grandissimi costi aggiuntivi, questo sta portando un rallentamento nell'export dell'agroindustria e quindi un rallentamento nel PIL sardo. Cosa succede a un imprenditore che deve affrontare e vuole avere suggerimenti, consigli, opzioni per limitare i danni se non eliminarli del tutto? In che modo voi potete intervenire? Ma noi stiamo facendo un'attività di programmazione sia gestionale ma soprattutto finanziaria, proprio per evitare che i fattori esterni esogeni condizionino e rallentino lo sviluppo imprenditoriale dell'azienda. Quindi stiamo dando un supporto all'export, un supporto allo sviluppo aziendale, un supporto che non è solo di finanziamenti ma anche di consulenza e di organizzazione. Ecco, a proposito di consulenza, un piccolo medio imprenditore cosa vi chiede? Di cosa soffre tra il balzello dei dazi, le incertezze legate ai trasporti e ai costi? Cos'altro vi chiede? Quale può essere una sua priorità? Beh, sicuramente si esercita l'attività che ci è richiesta in due settori. Il primo è la riorganizzazione aziendale, cioè ormai bisogna ragionare su un mercato molto più ampio, su un'organizzazione aziendale non più solo dell'imprenditore, ma si deve organizzare all'interno, e l'altro un supporto finanziario, perché non è tanto avere il finanziamento, le risorse, ma quanto avere il finanziamento adeguato allo sviluppo aziendale richiesto. Voi fate questo evento dove sviscererete questi argomenti, l'avete fatto anche in precedenti occasioni, e il filo è quello di unirvi proprio in maniera forte al tessuto improduttivo. C'è Unicredit, quindi un gruppo forte. Qual è il tipo di matrimonio? In che modo questa sinergia può diventare utile per il tessuto produttivo sardo? Allora, sicuramente noi siamo legati ai principali istituti di credito che operano in Sardegna, quindi alle 4-5 banche principali. Con tutte stiamo creando un'attività di sistema. Sistema vuol dire aiutare le nostre aziende sia a livello di risorse finanziarie sia a livello di consulenza e riorganizzazione aziendale. Quindi Unicredit, dove io lavoro direttamente nel comitato territoriale, ha creato delle linee, delle attività dirette ai nostri imprenditori, oggi le presenteremo.
Giacomo Meloni è stato confermato presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. 60 anni, imprenditore edile di Olbia, continuerà a guidare le 7.000 imprese con 20.000 addetti per i prossimi 2 anni. Lo hanno deciso i delegati riuniti sabato durante l'assemblea regionale dell'organizzazione artigiana, che hanno confermato vicepresidente vicario Fabio Mereu, che è anche al vertice nazionale di Confartigianato. Oggi l'artigianato continua a crescere non solo come numeri ma anche come tecnologie. Tutto questo grazie a una norma, un finanziamento, la 949, dove mette in condizioni alle imprese di poter investire in tecnologia e in attrezzatura. Tutto questo è avvenuto grazie a un dialogo con la politica, dove oggi hanno messo circa 120 milioni di euro in 4 anni. Quindi noi siamo soddisfatti e oltre 34.000 imprese che fanno artigianato in tutta la Sardegna hanno necessità di investire e quindi ben vengano questi finanziamenti. Tutto questo è avvenuto grazie a un dialogo tra la politica e l'associazione con la Confartigianato. Questo noi dobbiamo continuare a lavorare per poter continuare ad avere un dialogo continuo con la politica, perché questi risultati possano dare vitalità alle imprese artigiane. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publi-A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi-A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nuova Toyota Aygo Cross Hybrid da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nel fine settimana è stato presentato il tradizionale report della FIMA, la Federazione Mediatori e Agenti d'Affari di Confcommercio Sud Sardegna, sul mercato immobiliare nel primo semestre 2026. Se lo scorso anno sono state registrate 18.820 compravendite residenziali, la provincia del capoluogo dell'isola resta il punto di riferimento regionale registrando 7.859 compravendite più 7,4%, mentre gli operatori confermano la tenuta del mercato. Lo studio integra i dati ufficiali dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate relativi alle compravendite del primo semestre del 2026, con la percezione degli agenti immobiliari del territorio, offrendo una fotografia aggiornata del mercato residenziale e delle prospettive per la seconda parte dell'anno. I numeri su Cagliari sono confortanti, il resto dell'isola come procede? Molto bene, molto bene. Si è presentato il 2026 un anno veramente ottimo sotto il profilo del numero delle transazioni normalizzate per tutta la Sardegna. Ormai non è più una zona particolare ad essere messa in evidenza, ma si parla proprio di globalità dell'isola, quindi la Sardegna è entrata a pieno titolo in quel panorama economico a livello mondiale addirittura. Facendo una distinzione fra il residenziale e quello che è l'aspetto turistico dell'isola, c'è sempre un'evoluzione per quanto riguarda le norme, per quanto riguarda insomma le finalità, però la maggior parte delle compravendite avviene a livello residenziale oppure a livello turistico, l'esterno che compra in Sardegna? Sempre residenziale, addirittura anche la clientela estera predilige grandi centri come può essere Cagliari, mentre prima si orientava solo ed esclusivamente su località turistiche marine, oggi invece predilige la città di Cagliari, l'interland cagliaritano e perché no, continua comunque a richiedere sempre operazioni di immobili sempre residenziali ma turistici. Come possono aiutare le norme a incrementare questi dati secondo lei? Le norme finora riusciamo comunque a ottenere degli ottimi risultati, poi bisogna vedere un pochino più avanti come si andrà, perché il problema adesso che si sta presentando è la scarsità di offerta di immobili da proporre in vendita, quindi quando avviene un fenomeno di questo tipo va da sé che una legge di mercato, quando c'è poca offerta e molta richiesta, determina poi degli incrementi di prezzo. E in questo lei ci ha sempre confortato per quanto riguarda il ruolo del mediatore, che è fondamentale, oltre alla professionalità, ma anche sapere cosa c'è sul territorio. Ma infatti bisogna conoscere bene le peculiarità del territorio e un agente immobiliare che si rispetti sa anche valutare al meglio gli immobili. Infatti oggi noi ci limitiamo a presentare anche dei valori di prezzo a metro quadro, ma fare una valutazione di un immobile non significa effettuare una semplice operazione aritmetica, ma anzi bisogna valutare tutte le caratteristiche estrinseche ed intrinseche di ogni singolo immobile. Quindi il consiglio che io do è sempre affidarsi a dei professionisti che conoscono bene la loro materia e sanno valutare al meglio gli immobili, considerando anche le situazioni urbanistiche e catastali di ogni singola unità immobiliare. La Sardegna ha chiuso il 2025 con oltre 18.000 numero di transazioni normalizzate. Cagliari recita come al solito la parte più importante perché abbiamo Cagliari e provincia oltre 7.000 numero di transazioni normalizzate, solo Cagliari supera le 1.500 transazioni e il sentiment da parte degli agenti immobiliari per il
prossimo semestre risulta essere positivo. Il mercato si divide in quello che può essere il mercato popolare, residenziale, seconde case, ma soprattutto anche le vacanze. Ricordiamo che Cagliari è comunque una città turistica, ha questa vocazione. Cagliari è una città turistica, l'ha dimostrato, noi abbiamo appunto, e oggi ci apprestiamo a farlo, presentiamo il Sentiment che dà addirittura dei importanti segnali sotto questo aspetto. Abbiamo addirittura fatto delle domande ai nostri intervistati anche in merito a eventi importanti come l'America's Cup, ma non perché è l'evento più importante, ma in ordine cronologico è una delle ultime eventi e c'è stata un riscontro mediatico a livello mondiale. Cagliari sotto questo aspetto si presenta sempre più al panorama turistico mondiale con dei numeri abbastanza importanti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. 10 è eccellenza verso un nuovo futuro. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Da 16.950 euro. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Giovedì 9 luglio ha preso il via a Cala Corona Jazz 39esima edizione. La manifestazione, promossa ogni estate da Intermezzo Nuoro di Giuseppe Giordano, ha esordito con i concerti del duo per duo e della sassofonista statunitense Lakecia Benjamin. Prima Andrea Morelli e Massimo Masospano in un dialogo tra sax e contrabbasso che hanno proposto brani originali fuori dalla logica commerciale del free jazz, che permeano le composizioni, che riflettono la personalità del duo, aperto a ogni contaminazione ma rispettoso di un solido linguaggio jazzistico già dimostrato con l'uscita dell'ultimo album Entangled. Andrea Morelli, primo tenore con Paolo Nonnis Big Band, ha collaborato con musicisti quali Lester Bowie, Butch Morris, Tullio De Episcopo, Paolo Fresu, Max Ionato, Sandro Satta e numerosi altri. Massimo Masospano è contrabbassista e compositore, si è distinto nella scena jazz collaborando con diverse formazioni. E con Andrea è ormai tanti anni che suoniamo insieme in diverse formazioni che non sono il duo, sono dal quartetto all'ottetto, quindi abbiamo sempre avuto una grande intesa data la nostra esperienza anche umana, perché siamo molto amici. Quindi diciamo che è stato un passaggio abbastanza naturale quello di aver fatto questo progetto in duo, un po' per divertimento, perché io lo ammetto, io per suonare devo divertirmi, si studia tutto quanto, armonia, musica, tutto quanto, però il divertimento ci deve essere. Io ho vissuto la mia adolescenza in Africa e questo mi ha colpito profondamente, mi ha lasciato degli strascichi nella mia esistenza che non riesco a dimenticare, però la mia formazione è jazzistica, in Africa ho fatto solo l'adolescenza, poi conservatorio, studi e tutto li ho fatti qui in Italia, in Sardegna. Incontrando Massimo Spano e altri amici ci siamo evoluti anche noi musicalmente verso qualche cosa di più moderno. La musica africana è una musica bellissima che tocca l'anima, però il jazz è un'altra cosa. Soprattutto dopo che sono tornato in Italia ho ascoltato dei concerti pazzeschi che si facevano negli anni *80, tipo gli Art Ensemble di Chicago, giusto per citarne uno tra i più famosi, o Sun Ra. Questo mi ha aperto un mondo che non conoscevo e che adesso mi affascina sempre di più. Diciamo che ho un background abbastanza diverso da quello di Andrea, perché ho iniziato a suonare il basso elettrico all'età di 17 anni, ormai 41 anni fa, e ascoltavo esclusivamente rock. Quindi diciamo le mie influenze sono basate molto su questa tipologia di musica. Poi crescendo mi sono iscritto anche al conservatorio, ho studiato jazz, ho intrapreso lo studio del contrabbasso e praticamente ci sono finito dentro il jazz tradizionale, però io diciamo dal jazz tradizionale mi sono un po' spostato e ho preferito analizzare alcune altre cose che sono più del free jazz, quindi le grandi orchestre free jazz, Charlie Haden, Liberation Orchestra e tante altre orchestre, Charles Mingus. Mi sono appassionato a questo genere, quindi è una cosa che adesso stiamo esplorando insieme con Andrea, che ha analizzato più un aspetto afro, diciamo, e io un po' un aspetto più free jazz. Il festival è un festival importantissimo ed è un'occasione unica per proporre i nostri brani. Ogni volta i nostri brani sono diversi, i temi sono sempre quelli, ma nel jazz ogni volta che si suona un brano è diverso, anche perché dipende dal nostro stato d'animo, anche molte volte dalla risposta stessa del pubblico, che reagisce anche empaticamente, anche con una sorta di entanglement che non è solamente tra il sassofono e il contrabbasso, ma anche tra noi due e il pubblico. Il pubblico ha un'onda emotiva che influenza moltissimo il nostro modo di suonare. Celebrating love and positivity. Tonight we are celebrating joy and peace. Tonight we are celebrating power. E
dopo Morelli e Spano, applausi per la pluripremiata e plurinominata al Grammy Lekesha Benjamin, in quartetto con Oscar Perez al piano e tastiere, Elias Baley al contrabbasso e Quentin Baxter alla batteria. Nata e cresciuta a New York, è tra le voci più originali del jazz contemporaneo. Il suo suono R&B, funk, soul e jazz, attingendo dal repertorio culturale in cui è cresciuta e da quello accademico in cui ha studiato. Formatosi alla New School con leggende come Billy Harper e Reggie Workman, ha suonato con Clark Terry, Michelle Brecker, Anita Baker, Gregory Porter e Robert Glasper. I suoi album più recenti hanno riscosso consensi unanimi della critica internazionale, confermandola come band leader di straordinaria forza espressiva. Nel calendario di Galagonore Jazz 2026 sono previste altre 2 settimane di eventi. Prossimo appuntamento venerdì 24 luglio. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Nuovo Toyota RAV4 Full Hybrid. Più di quanto immagini. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Giovedì 9 luglio a Gonnesa al via la prima edizione del Festival letterario Trovate le parole, organizzato dall'Associazione Culturale Radici e Ali in collaborazione con il Comune. Il programma della rassegna si articola nell'arco di 3 settimane fino al 25 luglio. Ad aprire la manifestazione, nello storico villaggio minerario Norman, la presentazione dell'ultima fatica letteraria del giornalista Ottavio Litta, La stupidità dell'odio, che ha dialogato con Paolo Lusi, responsabile dell'editrice Isola Palma by Grafiche Ghiani. Per noi c'era Nadia Pische. Da quando aveva in mente questo progetto? Allora, il progetto Isola Palma come nome è da tanti anni, forse più di 20 anni. È un omaggio al mio paese che è Sant'Antioco. C'è stato Mauro Palmas, che è un grande musicista, che conosciamo benissimo, un grande musicista nostro conterraneo, che aveva dedicato un CD, Palma de Sol, a Sant'Antioco. Quindi io ho spostato un pochino i termini, ho fatto proposto Isola Palma come sigla editoriale, d'accordo con Grafiche Ghiani, quindi è una sigla editoriale che nasce all'interno di Grafiche Ghiani, di cui io mi sto occupando e con la quale cerchiamo di fare bei libri e soprattutto, diciamo, al di fuori anche di quella che sono tematiche commerciali. È un modo, diciamo, per diversificare. Da un lato mostriamo anche la nostra qualità artigianale nella cura, nella realizzazione dei libri, e adesso sta diventando anche una cosa un pochino più impegnativa, perché agli amici con i quali abbiamo collaborato inizialmente si stanno aggiungendo altre opportunità. Cominciamo a ricevere anche libri scritti da persone che non conosciamo, ecco. Per cui in prospettiva la soddisfazione. Sì. E a proposito di questo, quanto è difficile per un editore al giorno d'oggi muoversi nel mercato librario? Allora, questo è un discorso molto complicato. Da un punto di vista, vorrei un po' semplificare, perché ci vuole non un'intervista ma un'intera settimana. Più di una. È intanto economicamente un'iniziativa commerciale che non ha un riscontro sicuro. I dati che abbiamo a disposizione anzi suggeriscono molta prudenza. Diciamo, noi godiamo con Isola Palma di una situazione, per così dire, fortunata, perché abbiamo un centro stampa che sta alle spalle, certo. E che, diciamo, attutisce quelli che sono i rischi. Il rischio di impresa. Però cerchiamo, il nostro primo dovere è quello di far quadrare anche i conti, e quindi siamo molto, molto attenti, e al momento diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti. Ecco, questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda stasera, siamo stati qui al villaggio Norman, anzi ci troviamo ancora qui, proprio per la presentazione del libro di Ottavio Litta, La stupidità madre dell'odio, edito Isola Palma. Quale aspetto l'ha colpito maggiormente in questo libro? So che anche questa è una domanda difficile da sintetizzare come risposta. Per me è difficile per tutta una serie di ragioni. La prima è che io sono molto amico di Ottavio da tantissimi anni, quindi la mia è una risposta partigiana, nel senso che Ottavio, con le cose con i suoi romanzi, mi colpisce sempre per quello che è il suo impegno civile, al di là della storia che lui costruisce, ma io poi trovo tutta una serie di cose e di temi che fanno parte anche del nostro dialogo quotidiano,
e questo per me, diciamo, è un valore aggiunto. Ottavio Litta, una breve parentesi come docente universitario di lingua e letteratura francese, dopodiché inizia, diciamo, l'avventura nel giornalismo e quindi collabora con testate importanti come l'agenzia ANSA, come la Nuova Sardegna, arriva alla RAI, culture, informazioni, telegiornali, ma anche sport, e infatti lo vediamo inviato del programma indimenticabile di 90° minuto. Scrittore perché non le bastava più stare dentro la sola veste da giornalista, voleva prendere anche quella da scrittore, infatti pubblica numerosi libri. Stasera siamo qui al Villaggio Norman perché in occasione del festival Le Parole Trovate siamo qui appunto è stato presentato il suo libro, il suo ultimo libro, La stupidità madre dell'odio, appunto un'analisi accurata di quelli che sono i meccanismi che, come dire, mettono in atto la discriminazione, l'odio, ma quali sono questi meccanismi? Tenendo anche conto del fatto che uno è enunciato nel titolo e quindi la stupidità. Non è solo la stupidità, è anche l'ignoranza che concorre pesantemente a determinare l'incapacità di capire l'altro e quindi a determinare rapporti di odio, non di amicizia o di amore. Se ci rendiamo conto di questa situazione, siamo in grado di fare delle scelte e quando facciamo le scelte siamo in grado di capire se vogliamo aiutare o no l'altro che è di fronte a noi. Se siamo chiusi in noi stessi, prevale sempre e comunque la stupidità e l'egoismo. E per quanto riguarda i social, quanto pensa che questi possano concorrere in un momento abbastanza difficile a diffondere odio, discriminazione? Ma il problema del social è che realmente è uno sfogatoio, per cui sulla base della competenza o delle ignoranze di chi scrive, di quei cosiddetti leoni di tastiera, noi abbiamo la possibilità di assistere a degli spettacoli indecenti. Allora le persone invece intelligenti che capiscono la violenza che si nasconde dietro quelle iniziative dovrebbero fare di tutto non solo per bloccarle, ma per fare in modo che non succeda, che non si arrivi a quella situazione, perché è veramente insopportabile rispetto alla vita quotidiana che noi facciamo, che è una vita di relazioni, di solidarietà, di disponibilità verso gli altri. Quegli elementi lì di odio che vengono diffusi nei social sono esattamente l'opposto di quello che noi dobbiamo vivere quotidianamente. E quindi si lega benissimo alla prossima domanda, cioè come pensa, anzi quale messaggio vuole far arrivare ai suoi lettori? Ai miei lettori dico soltanto una cosa: noi abbiamo la possibilità, facendo delle scelte nostre, nell'ambito delle nostre competenze, nell'ambito delle nostre conoscenze, senza aspettare l'intervento di chissà quale intellettuale, di quale guru che ci insegni come vivere, di realizzare insieme con i nostri vicini, con i nostri affetti, con le nostre persone, con le persone con le quali collaboriamo, alle quali siamo più vicini, di realizzare un mondo buono, un mondo pacifico, un mondo di generosità invece che di un mondo di odio. Se invece facciamo prevalere la stupidità, l'ignoranza, ecco che succede quello che stiamo purtroppo vivendo in queste giornate terribili nel mondo. Ecco, una curiosità, ma hai già in mente il tuo prossimo libro? Il mio prossimo libro è completamente diverso. Senza spoilerare troppo. No. È nasce da un'idea di poesia, e non di poesia italiana ma di poesia latina. Io amo molto Virgilio e Virgilio mi ha ispirato il prossimo libro, non posso dire di più perché, no. Quindi non ci resta che attendere. L'anno 21. Va bene, allora ci vediamo il prossimo anno con la presentazione del nuovo libro. Grazie mille Ottavio, Grazie. Buon proseguimento. Grazie. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955.
Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai. Nuova Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Tua a 16.900 euro con 4.000 euro di incentivi Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La diocesi di Oristano, che promuove costantemente iniziative dedicate all'inclusione, in collaborazione con l'associazione Giulia Giornaliste Sardegna, ha promosso l'evento intitolato Donne, Disabilità e Media, che ha analizzato la potenza del linguaggio e la rappresentazione delle disabilità visibili e invisibili, con focus sulle problematiche della fibromialgia, una patologia che colpisce prevalentemente il genere femminile. La stragrande maggioranza dei pazienti, circa il 95%, ovvero 9.500 donne, convive nell'isola con questa sindrome. Per noi c'erano Nanni Di Cesare e Mirko Cocco. Ci ha fatto molto piacere iniziare con questo tema oggi.
perché è un tema, è un segnale importante, ma è un tema sul quale il museo già da anni sta lavorando, e quindi abbiamo lavorato appunto ultimamente proprio sull'accessibilità, quindi sull'accessibilità a 360 gradi, sull'inclusione, e quindi per noi era un tema, insomma, che ci sta a cuore, e quindi ci ha fatto molto piacere. In malattie invisibili e malattie cioè evidenti, qual è la differenza e come ci si comporta? Beh, sì, in effetti l'argomento di oggi è molto molto interessante, metterà in evidenza tutta una serie di risvolti che investono le donne per quanto riguarda il discorso delle cosiddette malattie visibili e malattie invisibili. Le malattie visibili sono quelle che fisicamente le possiamo constatare, le possiamo verificare, però ci sono tutta una serie di altre patologie, le indicherei proprio come patologie, che sono le cosiddette malattie invisibili, che colpiscono molto il sesso femminile, anche se poi vengono colpiti viene colpito anche il sesso maschile. Sono patologie che non si vedono all'esterno, però il soggetto che ne è colpito lo sente, capisce anche, si rende conto anche delle difficoltà operative alle quali va incontro tutti i giorni, ma non soltanto nel mondo, diciamo, quotidiano, però anche nel mondo del lavoro. Quindi è un argomento questo che va approfondito e va visto anche in tutte le sue sfaccettature. E come si possono combattere queste, cioè ci sarà una medicina specialistica, qualche cosa, una psicanalisi, qualcosa? Io sono perfettamente ignorante, quindi. Sono delle patologie che vanno dove il soggetto che ne è colpito cerca sempre un interlocutore. Il primo interlocutore è sicuramente il medico. Il medico deve dare fiducia alla paziente che si presenta davanti a lui, nella quale deve sentire un amico, un confidente e anche un medico che gli dà tutta una serie di consigli che possono incentivare e possono creare tutta una serie di situazioni favorevoli allo stesso paziente. Guai se questo non avviene, perché allora c'è un rifiuto da parte del soggetto, in questo caso malato, che abbandona praticamente l'interlocutore e si richiude in se stessa. Questo non deve avvenire. Quindi le persone non devono isolarsi, questo è il nostro motto, ma devono assolutamente venire fuori e dialogare insieme a noi per poter affrontare questo dolore che è cronico e che nessuno vede. Qual è quel, diciamo così, il piccolo che può dare un campanellino d'allarme nella tua professione per cercare di capire che questa persona potrebbe avere questa... Principalmente il dolore a riposo e la stanchezza a riposo, quando questa va oltre i mesi, 3-4 mesi di durata. E poi ovviamente tutti gli esami strumentali che sono tutti negativi, per cui davvero siamo persone sane, anche scientificamente parlando, e quindi questo significa che se stai male il medico ti deve credere, qualcosa c'è. Dove si può rivolgere una persona? Dove può cominciare? Dallo psicoterapeuta, dalla chiesa, dal medico di tutti i giorni? No, perché è importante anche capire a chi ti devi approcciare in un primo momento. Sarebbe bello potersi approcciare al medico di famiglia, perché dovrebbe avere le competenze ormai di pensare che possa essere fibromialgia. Purtroppo non è così, per cui noi ancora peregriniamo fra tanti specialisti, dalla reumatologia alla psicoterapia, appunto, e a tante altre specialità. Noi come associazione ci siamo per quello, per dipanare la matassa. A volte le malattie invisibili sono dei problemi, a volte sono davvero delle malattie invisibili. Diciamo che il primo passo, molto spesso, per il quale si rivolge a uno psicoterapeuta è: io ho un problema. A volte quel problema non è tanto la malattia in sé, ma sono le conseguenze che questa malattia porta, quindi avere a che fare con un cambio di vita o avere a che fare con quello che è lo scetticismo sociale che accompagna le malattie invisibili, perché quando noi abbiamo di fronte una persona con disabilità
individuiamo subito quelle che sono le barriere architettoniche che deve affrontare, le difficoltà. Abbiamo ormai, o dovremmo avere, una facilità nel definire. Imparare a capire anche. E imparare a capire come relazionarsi con una persona con disabilità e quali sono le opportunità che invece la disabilità può concedere, perché si tratta sempre di un'interazione tra la persona e l'ambiente, quindi una disabilità deve essere sempre analizzata in funzione del suo ambiente. Con le malattie invece invisibili, che possono essere problemi psicologici, piuttosto che, perché no, le malattie autoimmuni, pensiamo all'ALAM, al lupus o a qualsiasi problematica di ordine psicologico. I disturbi alimentari adesso sono ad esempio un'emergenza in campo adolescenziale, ma anche gli attacchi di panico, le fobie, la fobia sociale che è tipica di questi tempi, insomma potrei fare un elenco lunghissimo. Sono proprio quelle verso le quali noi sentiamo che c'è un grande scetticismo sociale, perché molto spesso nel linguaggio comune ne utilizziamo dei modi di dire che svalutano, Vengono definite squalificano. Allora molto spesso diciamo: ma sì, sei troppo sensibile. Oppure diciamo: sei strana. Sei stanco, sei solo stanco, devi solo riposare di più, devi sforzarti di fare le cose. Noi una persona con un braccio ingessato non diremo mai che deve giocare a tennis, però con un depresso più spesso ci capita di agire queste scorciatoie, di agire con atti linguistici impropri e squalificanti. Ho chiesto al Monsignore la religione quanto potere poteva avere su questa cosa qui. Tu pensi che il poter pensare un qualche cosa di diverso da quello di terreno, quindi dal medico, dal psicoterapeuta, che possa essere una scappatoia? Allora, sicuramente un atto di fede è una cosa molto importante, perché la maggior parte dei nostri disturbi si basa sulle logiche non ordinarie, no? Non sul principio di causa-effetto, ma sulle logiche non ordinarie, quindi logica della credenza. Io ho la credenza che tutti mi osservino, allora mi comporto come se tutti davvero mi osservassero e ottengo esattamente quello che voglio ottenere. Oppure la logica del paradosso, della contraddizione. Queste sono davvero delle fedi, nel senso che la persona che ha un problema molto spesso assume il suo punto di vista come una fede, come un atto fideistico. Allora la psicoterapia può aiutare per spezzare quelle credenze che stanno sotto al disturbo e che lo alimentano, perché molto spesso le persone sono convinte di ciò che non è, sulla base magari di credenze predittorie, perché sappiamo che il nostro sistema nervoso funziona per risparmiare energia, quindi una persona che ha sempre avuto esperienze negative tende a predire negativamente, e questo influenza anche il nostro sistema nervoso a livello biologico, e quindi in qualche modo alimenta successivi pensieri. Quindi in questa stagnazione la psicoterapia può rompere delle credenze, e io credo che il grande atto di fede, che non va contro la religione, sia comunque credere in se stessi. La psicoterapia aiuta a credere in se stessi, a trovare delle risorse, a trovare delle strategie e a scoprire il proprio potenziale. Quindi un atto di fede verso se stesso che non ha niente di contro la religione, ma che si accompagna a quello che è un umanesimo, esatto, sia di tipo laico che di tipo religioso. Quello che ci viene chiesto è di fare una corretta informazione, usando anche il linguaggio che sappia rispettare le persone, che non ferisca, che sappia includere nel discorso, soprattutto evitando i due estremi, che sono quelli di drammatizzare, diciamo, cioè l'aspetto lacrimevole, o quello di fare degli eroi. Le persone vanno trattate come persone, non per la loro disabilità. Un esempio per tutte: non si dice quella donna in carrozzina, come se fosse un identificativo, è piuttosto un'attenzione non tanto o solo a come si comunica, proprio al linguaggio specifico che si usa, in modo da non creare proprio dei compartimenti e delle discriminazioni. La Chiesa in questo può aiutare, nel senso che noi stessi dobbiamo imparare prima di tutto. A dire il vero, io sono qui stasera per quello, per ascoltare e per imparare, perché anche noi nel linguaggio, nel nostro approccio alle persone, comunque a tutte le persone che hanno disabilità, dobbiamo rivedere forse gli automatismi, certe forme di articolare la frase, il pensiero, che devono essere davvero molto rispettosi delle persone. Intanto noi ci siamo attivate anche come assessorato, perché l'assessore Ilaria Portas crede fermamente nel progetto
delle Giulia Giornaliste e in questo libro in particolare, in Donne, Disabilità e Media. I media hanno una responsabilità enorme rispetto alla visibilità della malattia, che noi donne spesso preferiamo tenere per noi, quasi fosse un peccato, quasi fosse una colpa. Intanto non siamo donne malate, ma siamo donne con malattia, quindi siamo donne con disabilità. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa da affrontare. Possiamo chiedere tranquillamente aiuto, perché la cosa non è assolutamente vietata. Spesso preferiamo farlo stando insieme. Esiste la sorellanza, esistono i gruppi di donne, esistono le varie associazioni femminili che danno una mano alle donne perché queste si autodeterminino. Ecco, l'autodeterminazione della donna, anche laddove c'è una malattia, è assolutamente fondamentale, perché l'autodeterminazione della donna fa sì che possiamo tranquillamente parlare della nostra malattia, prendere coscienza, prima di tutto prenderla noi, prendere coscienza noi della malattia, farne quasi un'alleata, perché la malattia è nostra, è nel nostro corpo, fa parte del nostro corpo. Certo, se si collabora si riesce a raggiungere l'obiettivo dello star bene. Se non bene, almeno meglio. E stare meglio insieme è importantissimo. I media devono stare molto attenti alle parole che usano, perché le parole sono pietre. Colpiscono. Quindi bisogna stare attentissimi. Voi giornalisti in particolare, mi ci metto dentro anch'io con i miei anni di Unione Sarda, dobbiamo stare attentissime all'uso che facciamo della singola parola. Lo spunto nasce da questo volume Donne, Disabilità e Media che Giulia Giornaliste, con lo stimolo di Susi Ronchi, che è la coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, ha lanciato a partire dalla carta di Olbia, che ha generato un po' questa particolare sensibilità, e poi è approdata addirittura, è approdata addirittura nel nuovo codice deontologico con una voce dedicata appositamente alla disabilità e al linguaggio dei media nei confronti delle disabilità. Ora, le parole sono pietre, diceva Carlo Levi, perché con le nostre parole delimitiamo un'identità o le apriamo le possibilità. Rendiamo accessibile, realmente accessibile, un mondo intero. Ecco, attraverso questo libro noi abbiamo proposto una lettura anche di tutte quelle disabilità non visibili, perché quelle visibili sono facilmente riconoscibili, socialmente riconoscibili, ma quelle non visibili, che sono altre e che vanno accolte, scoperte, ascoltate, riconosciute. Stasera abbiamo capito quante difficoltà e quante, anche attraverso le testimonianze, quante difficoltà i diretti interessati o le dirette interessate vivono nel quotidiano. Non ci avresti mai pensato? Quanti stereotipi, no? Quanti esclusioni dal vivere comune. Ecco dunque che si parla di responsabilità comune, di responsabilità civile, e per noi che lavoriamo, la nostra parola è echeggiata, no? Perché facciamo un lavoro di comunicazione, siamo dei professionisti o dovremmo essere dei professionisti della comunicazione, la responsabilità è ancora più grave, cioè dobbiamo realmente pensare qual è il peso di queste nostre parole e farne buon uso, determinando, ben consapevoli che ne determinano l'identità, che le determinano l'identità sociale dell'individuo, della collettività, e che costruiscono attraverso lo sguardo che noi narriamo, che noi disegniamo, che costruiscono un modo nuovo di vedere le nostre società. Che società vogliamo?
Non è semplice. Questa è la sfida. Allora proviamo a essere rivoluzionari nel vivere quotidiano, nel nostro vivere quotidiano, anche nel nostro non essere giornalisti, siamo prima di tutto delle persone. Allora il punto di partenza è: consideriamo le nostre diversità, quelle individuali, in quanto persone, e in quanto persone proponiamoci all'accoglienza della diversità che arricchiscono. Proviamoci. Grazie mille. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Una domenica torrida ma comunque indimenticabile. Il 5 luglio il mondo dello sport, della condivisione e delle buone maniere ha applaudito Gianfranco Zola per i suoi 60 anni. Ci siamo anche noi, con ex compagni, amici, grandi campioni, artisti, autorità e appassionati.
Panorama Sardo vuol ricordare quella che è stata una festa senza eguali e in ordine, secondo le relazioni temporali con le magie di Nuoro e Sassari, le imprese di Napoli con Maradona, quelle di Parma, da baronetto d'Inghilterra al Chelsea, miracoloso conduttore del Cagliari, commendatore d'Italia, cittadino di Oliena, icona di un calcio da fuoriclasse, talentuoso, pulito, rispettoso di avversari e regole, ma soprattutto modello per i giovani e per chi ama lo sport, ricco di valori e attenzioni, da padre e marito e verso la famiglia. Auguri di cuore, Gianfranco. Ciao Gianfranco, ho contribuito anch'io alla tua carriera, perché se avessi dato retta a Tinitini ti avremmo comprato il cartellino a 3 milioni di vecchie lire e saresti finito in terza categoria. Un abbraccio, tanti auguri. Ciao Gianfranco, auguroni di buon compleanno per i tuoi 60 anni. Onorato di essere stato il tuo capitano in quella Torres di 40 anni fa. Sei sempre un esempio per tanti. Ti voglio bene, un grande abbraccio. Ciao Gianfranco, allora, tutto il mondo ti conosce come Magic Box, ma per me e per gli amici che tu sai e conosci, rimani Leporeddu, ok? Non lo dimenticare mai. Hai raggiunto un nuovo traguardo nella tua vita, non sportiva ma la vita, importante. 80 anni te li porti veramente bene, quindi complimenti veramente, e ti faccio i miei migliori auguri per tutto ciò che desideri, e però organizza che ci vediamo e ci facciamo una bevuta tutti insieme. Un bacione grande, ti voglio bene, auguroni di buon compleanno. Come stai? Tutto bene? L'ultima volta che ci siamo visti mi hai fatto fare brutte figure. Per carità. Mi raccomando, l'altra manifestazione cerca di farci fare belle figure a me e a Sergio, al tuo compare. Va bene? E tanti auguri per il 4. Va bene? Per questi Ciao. primi 60 anni. Cazzo. Sta arrivando. Anche tu sei arrivato, Occhio. Ciao, tanti auguri. Ciao. Auguri. Ciao. Auguri Gianfranco, auguri per il tuo compleanno, ti mando veramente un abbraccio fortissimo, anche se non c'è un'amicizia straordinaria, però mi è bastato poco per capire la persona che sei, per cui veramente ti mando un abbraccio grandissimo e auguri di nuovo e spero di rivederti al più presto. Ciao Gianfranco. Gianfranco, amico mio, come stai? Spero tutto bene e so che fai 60 anni e quindi io volevo omaggiarti di questo video e ringraziarti anche perché tu sei stato un ragazzo meraviglioso, ci hai fatto vincere come ci ha fatto vincere tutta la squadra del Maradona e tu sei un grande Gianfranco. Quindi tanti auguri di buon compleanno. Ciao Gianfranco. Ciao Gianfranco, come stai? Bene? Invecchiato? 60 anni? Mamma mia, invecchiato troppo, piccolo gigante, amico mio. Ti voglio tanto bene, felicità, saluti. Un augurone. Ci vediamo a presto, ti voglio bene. Bacioni. Ciao. Ciao Gianfra, ti voglio fare tanti auguri, 60 anni, mi dispiace adesso dovrai smettere di giocare a golf, di andare a fare le partite delle legend, però no dai, sei un fisico eccezionale, il tamburino sardo non molla niente, un abbraccio, ti voglio bene e spero di vederti presto. Ciao. Hello my little friends. First of all, Ciao amici miei, prima di tutto è stato un piacere conoscerti in tutti questi anni.
È anche stato divertente. È interessante osservare che spesso le persone mi hanno chiesto se tu eri il mio giocatore preferito e ho risposto che eri il mio preferito. Il miglior giocatore con cui ho mai giocato è stato Gianfranco Zola. Chiedo scusa a tutti gli altri. Allora mi hanno chiesto perché è il tuo preferito e ho risposto quando hai qualcuno che ha un pochino di divino, che riesce a manipolare dei giocatori giganti. È stato molto bello guardarti. Devo dire quindi che è per questo che ti sento il mio bambino. Ciao Gianfranco, ti auguro un buon 60° compleanno, mio piccolo amico, e mi aspetto di bere una bella cassa di prosecco con te per celebrare insieme. Buona giornata, amico mio. Caro Nanetto, che dire, ormai è chiaro a tutti che la tua età biologica ha sorpassato, e non di poco, la tua carta d'identità, per cui questi 60 anni sanno un po' di fuffa. Sai, a volte per amicizia o per affetto si chiude un occhio, a volte se ne chiudono due, però ormai i tuoi lapsus mentali sono all'ordine del giorno e la preoccupazione c'è, la preoccupazione per Franca e i tuoi figli che hanno a fare con te tutti i santi giorni. Detto questo, in Inghilterra sei un sir, in Italia un commendatore, per i nostri amati tifosi un magic box, per me una persona a cui è impossibile non voler bene, una persona super generosa, una persona con valori e principi da altri tempi, e ne sono rimaste poche, ma soprattutto una persona con cui è veramente difficile arrabbiarsi, anche quando o sui campi di padel o sui green di golf il tuo comportamento lascia un po' a desiderare. Caro Gianfra, affettuosissimi auguri, un abbraccio forte, buon compleanno. Baronetto, è incredibile pensare che compi 60 anni. Ti ho conosciuto che eri uno sbarbatello, ho visto crescere te e la tua famiglia, e tu lo sai quanto noi vogliamo bene a tutti voi, a tua moglie, ai tuoi figli, e abbiamo passato tanti momenti bellissimi insieme, abbiamo creato tante belle memorie, le nostre due famiglie, e ti auguro solo tutto il bene di questo mondo, la salute, e spero di rimanere amico tuo per i prossimi 60, ok? Buona giornata e un bacio, ciao. Ciao campione, volevo ricordarti una cosa importante, oggi è il tuo compleanno, te lo ricordo perché sicuramente te lo sei dimenticato come migliaia di altre cose, quindi veramente tantissimi auguri, ti mando un abbraccio grande grande e ti voglio bene, ciao. Gianfranco Zola, grande Gianfra. Spero che tu stia bene, volevo farti gli auguri di buon compleanno. 60. Ne hai 60. Ne abbiamo già parlato, dopo i 50 si comincia a scendere e ora ne hai 60. Ecco Gianfranco, spero che ti stia divertendo con la tua famiglia. Noi ti ricorderemo sempre, quindi spero che ti diverta molto. E questo è tutto. Goditi la giornata, buon compleanno. E per te e per me. Enjoy the day. Ciao Cabezon, grande. Hi my dear friend Gianfranco. Happy birthday. Ciao mio caro amico Gianfranco, buon compleanno. Non sappiamo quanti anni festeggi, sei l'uomo migliore del mondo. Ti auguro tutto il meglio. Hai una famiglia bellissima, dei figli fantastici, tanti amici. And tutti ti vogliono bene. But is one thing I'm not very happy about you. You are winning the golf tournament. Gianfranco, not in your age, you have to stop. Ma c'è una cosa che non mi rende molto felice. Stai vincendo i tornei di golf. Gianfranco, alla tua età devi smetterla. Lascia qualcosa anche a noi, la generazione più giovane. Lascia che vinciamo qualcosa. Ma tu continua a giocare bene, continua a raggiungere grandi distanze, continua a vincere tutti i tornei. Dovresti andare in discesa, non in salita. Devi smetterla. Grande, grande abbraccio. Un bacio a tutta la famiglia. Grande amico. Ciao. Ciao Gianfranco.
Happy birthday, happy 60th. Ciao Gianfranco, buon bambino, buon 60° anno da bambino. 60 anni e più di 30 dedicati al football. È qualcosa che non sapevi, che ti ha ispirato molto, perché Maradona era Maradona e poi il primo a essere vicino a quello che Maradona era eri tu. E quando sono arrivato al Chelsea ho avuto la possibilità di allenarmi con te, ero molto entusiasta, anche di giocare con te in quel gioco amichevole all'inizio della stagione, quindi mi hai ispirato molto. Il tuo benvenuto per me al Chelsea è stato importante, grazie a te. E oggi sono molto orgoglioso di aver potuto continuare il legame con te. Voglio dire, buon bambino Gianfranco. Gianfranco Zola, la 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 la, Gianfranco Zola, la 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 la. Gros bisous, ciao ciao ciao. Ciao Gianfranco, tanti auguri di buon compleanno per i tuoi 60 anni. Lo dico 60 perché sei sempre un ragazzino. Un onore conoscerti. Festeggia al meglio questo giorno speciale per te. Ti mando un forte abbraccio da Ciccio e Sponsor. Ciao Gianfranco. Ciao Gianfra, un abbraccio, mi raccomando, mi hanno detto che stai diventando un pischellino, ma va bene, volevo augurarti tantissimi auguri di compleanno, passala molto bene assieme a tutta la tua famiglia, mi raccomando, non permettere di dire che sei più veloce di me. Ma solo perché fai gli anni te lo posso accettare, dai. Un abbraccio Gianfra, ti auguro il meglio, come sempre lo sai, da parte mia e di tutta la mia famiglia. Adesso vado a farmi un tuffo perché così mi rinfresco un po'. Auguri ancora, un abbraccio. Ciao Gianfra, grandissimo allenatore, grandissimo giocatore, ma soprattutto grandissimo compagno di padel. Un abbraccio grande e tanti auguri per i tuoi 60 anni. A presto! Ciao mister, volevo farti tantissimi auguri per i tuoi 60 anni, ti mando un carissimo saluto, un abbraccio grande e volevo ringraziarti per avermi fatto esordire nel mondo dei grandi, ma soprattutto per tutto quello che hai rappresentato per noi giovani ragazzi sardi che ti guardavano alla TV e sognavano un giorno di diventare come te. Spero passeremo una bellissima giornata con i tuoi cari e ci vediamo presto. Un abbraccio grande, ciao! Buongiorno mister, volevo farle tanti auguri per i suoi 60 anni, un abbraccio grande, sei un esempio per tutti e continua ad esserlo anche in futuro. Un abbraccio grande, ciao ciao. Ciao a tutti, un abbraccio a te, al piccolo, grande, grandissimo, gigantesco Gianfranco Zola. Sei entrato nel club dei sessantenni, a me mi sembra sempre un ragazzo sotto ogni punto di vista, come spirito, come mentalità, come voglia di raccontare ai giovani, di insegnare ai giovani, di trasmettere i valori ai giovani. Non a caso c'è una riforma Zola che prepotentemente è protagonista di quello che sono le prospettive, le potenzialità, ma anche e soprattutto la strada da percorrere del calcio italiano, del nostro amato calcio italiano, per cui Gianfranco sicuramente ci sarà modo di affrontare questo tema anche in un contesto diverso da quello che è una giornata meravigliosa come oggi. Un abbraccio a Mario Frongia, tuo grandissimo amico, tuo fan sfegatato, ma come non esserlo, siamo in tanti, lo siamo tutti nel nostro paese e non solo, ed è anche un amico mio personale che poi sono legato da questioni affettive, per cui anche questa iniziativa di raccogliere le testimonianze per i tuoi 60 anni è l'ennesima prova non solo della sua amicizia ma di quanto noi ci teniamo a te e soprattutto vogliamo con te creare un percorso, una prospettiva per il calcio italiano diversa, importante e vincente. Auguri Gianfranco e complimenti Mario. Tantissimi auguri Magic Box, un abbraccione grande, sei un mito, ti vogliamo bene, festeggia per bene questi 60 anni.
Caro Gianfranco, benvenuto nel club. Sei entrato nel club anche tu, adesso avrai il 6 davanti. Vabbè, dai, tanti auguri, grande campione. Grande campione, che era bello vederti giocare, mamma mia. Tanti auguri, happy birthday to you. Buon 60, ciao. Caro Zola, 60 anni è niente, sa perché? Il 60 anni la vita sta appena cominciando. In farmacia, attento, complimenti. Ciao Gianfranco, mi hanno detto che compi 70 anni, complimenti, auguri. No! Ah, 60, scusa, ciao, auguri lo stesso. Ciao Gianfranco, ci hai fatto sognare, ci hai fatto esultare, sei una persona meravigliosa, davvero tanti auguri con tutto il cuore, 60 anni e fai sempre la differenza. Ciao! Gianfranco, anche se non ci siamo mai incontrati, non c'è stato mai un contatto visivo se non raramente, so che compi 60 anni, ti voglio fare dal profondo del cuore 60, tantissimi cari auguri. 60 e dal profondo del cuore ti auguro di farne altri di questi compleanni fino ai 100 anni, sempre con tanta salute, mi raccomando. Ciao Gianfranco. Ciao Gianfranco, volevo farti tanti auguri per i tuoi 60 anni, portati alla grande. Un abbraccio grande dallo zio. Guarda che ti passo, un portierone. Io Gianfranco, io Forza Castello, benvenuto nel club dei 60. Ti dico solo una cosa, da oggi in avanti lei dura. Tanti auguri. Puoi aiutare, Ciao. Ciao Gianfranco e buon compleanno, auguri per i tuoi primi 60 anni e come regalo ti prometto che sul campo da padel ti tratterò ancora meglio perché sei il grande campione della Sardegna. Auguri di cuore, buon compleanno. Caro Gianfranco, sei l'orgoglio dello sport e di tutti noi sardi. Auguri a Cent'annos in salute. Voglio cogliere l'occasione per fare gli auguri di 60 anni a Gianfranco Zola, non solo perché ha tenuto alto l'onore della Sardegna e per la Sardegna rappresenta veramente un figlio luminoso, ma anche per i suoi meriti e i suoi successi che l'hanno fatto conoscere in tutto il mondo. Quindi ne approfitto per veramente augurare buon compleanno e davvero spero di poterla incontrare a Oliena, il suo paese, che è anche vicino al mio, Nuoro al più presto. Ci manca e veramente siamo orgogliosi di lei. Buon compleanno al commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Gianfranco, auguri grandissimi per i tuoi 60 anni. Grazie a nome di tutti per quello che ci hai dato, intanto la fortuna che ci dai di conoscerti e di averti come amico. Oggi io ho la fortuna di averti anche qui con noi, vedi, siamo in sede come nostro vicario. Sono felicissimo, auguri di cuore, sei una persona straordinaria, ti meriti tutto, con l'affetto tra l'altro di tutte le persone anche che lavorano in Lega, te li mando auguri grandi a un campione e dico spesso un uomo superiore al campione. Un abbraccio a tutti, la mia non è piaggeria, Mario Frongia lo sai, anche Zola. Io registro questo messaggio da un museo del calcio della passione, un museo privato ma ricco di memoria, storia. Ringrazio per aver conosciuto Gianfranco Zola, grande uomo, grande professionista, grande persona che tanto ha dato alla stampa italiana, lo dico come presidente nazionale, per i suoi modi di essere. Augurissimi! Carissimo Gianfranco, ciao, come stai? Sono contento di sapere che sei in festa. Ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno. Non diciamo gli anni, pare solo pizzino. Sì, ti voglio tanto bene a te e alla tua famiglia. Un abbraccio forte, auguri. Ciao caro, a presto. Ciao Gianfranco, ci tenevo a farti tantissimi auguri di buon compleanno per i tuoi 60 anni. Ti mando un grandissimo abbraccio, ti voglio bene. Ciao campione. Ciao Gianfranco, ti faccio tantissimi auguri, ti mando un abbraccio e comunque dai, non te li porti male 27 anni. A presto, ciao. Caro Gianfranco, una volta si andava da Cent'annos, come
andare il mezzo a narrare a Kentu Kimbanta, che sia da una vita lunga, con la famiglia tua, con i suoi amici, una vita di bellezza, di gioco, di pace. Paolo, Sonia e Andrea. Gianfranco, auguri, buon compleanno, speciali, molto speciali. 20 years is 60 è un numero meraviglioso e certamente non guarda le tue abilità, i tuoi talenti che ti hanno ispirato e che hanno spaventato in tutto il mondo, anche in questa birreria da cui ti parlo ora. Sei una leggenda da queste parti, come lo sei in Italia e in tutto il mondo, quindi ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto, ma anche perché è stato un piacere conoscere te, Franca, vederti come un umile, generoso, caro. Franca, a little bit, and seeing what a humble, generous, kind and supportive human being you are to, it seems, everybody you meet. And I remember when you kindly took us round Oliena and every window was shut. Ricordo anche quando mi hai portato a Oliena e ogni finestra chiusa si è improvvisamente aperta e abbiamo iniziato a vedere le persone apparire da ogni posto. È stato come se Gesù fosse ritornato. Ma è straordinario ciò che produci in te stesso, ma particolarmente ciò che dici e produci negli altri. È qualcosa che tutti valutano felici di conoscerti e di averti come amico. Getting to know you and having you as a friend. Thank you so much for everything. Grazie per tutti. Ciao. I don't like to see so much pain, so much wasted, and this moment keeps slipping away. I get so tired working so hard for our survival. I look to the time with you to keep me awake and alive, and all my instincts, they return, and the grand facade so soon will burn, without a noise, without my pride. I reach out from the inside. In collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa.
Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.